Io sono in pensione a 700 euro, no, e ne ho 800 di tasse al mese. Si può andare avanti? No, che non si può andare avanti. Allora chi lo dobbiamo dire? A chi? In mezzo a una strada, perché nessuno ci ascolta. Sono le 23, qui siamo a Soave, a pochi chilometri da Verona. Questo è uno dei tanti presidi sparsi in tutta Italia. Anche da qui domattina alle 7 partirà la protesta. Ci sono imprenditori, agricoltori, giovani, operai, tutti qui a protestare contro la classe politica italiana. Il messaggio che mandiamo noi a questi politici è chiaro: andatevene a casa tutti. E se non lo capiranno inizieremo a chiudere i rubinetti. Vogliono dai clienti a prendersi le tasse, ma noi non gli diamo più nulla. Il Presidente della Repubblica dovrebbe rappresentare tutti noi, perché lui è il Presidente della Repubblica. Questo non ha mai lavorato in e questo signore che ha 80 e passa anni, mio suocero, va a letto con una tazza di latte e tubette biscottate. Questo signore ciappa 40 e passa mila euro al mese e viene in televisione a dire a me che ho 1200 euro al mese in 5 in famiglia, che io devo fare i sacrifici perché c'è la crisi, ma vengono ad andare in buona! Questi hanno provocato uno staglio a un paese che era la settima potenza economica mondiale. L'Europa è il problema principale, dovremmo ritornare in Italia con la nostra lira e dimenticare questa Europa che ci sta distruggendo. Tra l'altro gli ultimi non li abbiamo neanche assunti, cioè ce li siamo trovati sul groppone senza neanche averli assunti. Quando mica un operaio che mi ruba e mi rovina l'azienda, io lo licenzio. Voi siete licenziati, andate via, basta. Sono le 7:30 di mattina, tra pochi minuti da qui partirà la protesta. Una fila di trattori, camion e auto raggiungerà il casello di Soave e lì bloccherà la A4. Stanno arrivando, i tir come vedete hanno già bloccato la strada, qui siamo vicini al casello di Soave. Quando il deputato della Lega Nord Alessandro Montagnoli si avvicina al presidio, la tensione sale. Il messaggio è chiaro. Politici strapagati, fuori dei coglioni! Fuori dal fuori ai coglioni politici romani e parlamentari, fuori dei coglioni! Noi abbiamo fermato il paese, saranno loro che hanno già fermato il paese, no? Noi! Quando che vedi che là il governo prende 20.000 euro, 15.000 euro al mese di pensione, oh! Un tetto si mette alle pensioni 3.000 euro al massimo! Ma l'italiano è troppo coglione per fare le rivoluzioni. Questo però è un segnale, tanta gente ma questo qua è un segnale troppo debole, bisogna prendere i forconi davvero, bisogna prendere in mano i bastoni e andare a Roma e bastonarli tutti, buttarli fuori dalle balle tutti. Siamo spostati di una ventina di chilometri, qui siamo a Montecchio Maggiore, anche qui altro presidio, altro blocco. È così in tutta Italia. Lunedì a Torino, giovani di centri sociali e ultra hanno provocato scontri e disordini. Ma i poliziotti, alla fine della guerriglia, si sono tolti i caschi tra gli applausi in segno di vicinanza ai manifestanti. Mentre venivamo qua, ho sentito cori contro le forze armate. Loro sono come i nostri genitori, loro hanno famiglia. Noi viviamo quotidianamente, noi non siamo contrapposti, noi siamo parte della società. È la prima volta però che la polizia si toglie i caschi di fronte a dei manifestanti. Cosa è successo ieri? È chiaro che le forze di polizia vivono e sono nella protesta. È stato un gesto però anche di umanità, di vicinanza. Assolutamente, noi non siamo su un altro pianeta, noi siamo di questo pianeta, siamo padri, figli, abbiamo mogli da mantenere come tutti. Togliersi i caschi, ho sentito un poliziotto dire non ci rappresentano più, vuol dire che loro sono con noi, loro sono con noi. Qui in
Piazza Castello, due gruppi di manifestanti, qui sotto il Palazzo della Regione un gruppo di studenti. Alla mia destra i forconi che stanno organizzando una marcia verso la sede del Consiglio regionale. Ma il popolo dice guarda, ascolta, tu che lavoro fai? Io faccio l'ambulante. L'ambulante, tu che lavoro fai? Fabro, che lavoro fai? Lavoro in industria dolciaria. Ok, sì signora, lei? È la manifestazione sono operaio, sono uscito apposta da lavoro per venire qui oggi. C'è tutto, c'è il popolo! I manifestanti si radunano davanti alla sede del Consiglio regionale, che dopo la vicenda dei rimborsi spese gonfiati è diventato per la città il simbolo del malaffare. Questi politici di merda se ne devono andare a casa! E mentre i cittadini protestano, Davide Bono, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, prova a consegnare al presidente Cota una scatola piena di scontrini da farsi rimborsare. Io la conservo qui. Io Presidente le ho portato un po' di scontrini. No, per favore, Presidente Bono, per favore. In quanto un paio, per favore, voglio trovate verde. Ma se tutta la spesa che che potrà rimborsare anche questi cittadini piemontesi. Senta, fuori ci sono centinaia di persone che vi chiedono di dimettervi. Lei non ci ha pensato neanche per un attimo di dimettersi? No. Nonostante abbia 3/4 del Consiglio regionale indagato? Presidente?